troppi infortuni anche per prevederli prima, cioè insomma dal punto di vista del mercato, per esempio lei adesso si fa qualche, non so, qualche pensiero da questo punto di vista o no? Pensieri eventualmente li facciamo per gennaio eventualmente, come sempre se dobbiamo fare qualcosa lo facciamo. No, ma dico a posteriori, cioè erano troppi da prevedere, manca Pinzi, Però devo dire che nonostante tutto in campionato ci siamo ripresi, insomma abbiamo una certa continuità. Ecco, quindi io chiuderei questa parentesi, non mi soffermerei ulteriormente in questa partita perché è una partita difficile da interpretare, ecco, per i risultati, per quello che potenzialmente col rispetto di tutte le squadre avversarie, però non sembra una squadra blasonata, ecco, quindi vuol dire che sarà un grande merito loro, ma è anche una serata storta per noi. Paloma aveva fatto un appello ai tifosi deluso dal pubblico oggi al Friuli. Abbiamo perso, quindi hanno ragione loro. Presidente, torneranno a dire che le squadre italiane non si impegnano in Europa ancora? Non è vero perché tutti ci teniamo, perché l'Europa è un palcoscenico, una cornice importante per tutti, per la società, per i giocatori, quindi non possiamo parlare così assolutamente, perché vale come il campionato ci tieni perché devi rimanere in Serie A e devi cercare di far bene, però vale altrettanto. Ecco. Quando parlava di campionato, quando Guidolin dice scuote la testa, l'ha fatto dopo la conferenza di una partita, quest'anno la vedo, insomma ci proveremo, intanto raggiungere 40 punti, poi se saremo lì lotteremo per qualcosa di più, ma quest'anno la vedo molto difficile, ci sono troppe squadre molto più forti di noi, troppo pessimismo? Io direi che c'è un po' di pessimismo in questo, ma starei tranquillo. Nel calcio è importante in questi momenti essere tranquilli, calmi, sappiamo insomma di avere una squadra con delle potenzialità, sappiamo di avere dei giocatori oggi indisponibili ma che sono in via di recupero e quindi io penso che la squadra è una rosa abbastanza attrezzata per fare diciamo quello che gli obiettivi che vuole la società, salvezza prima possibile, poi vediamo se possiamo prenderci altre soddisfazioni. Credo che insomma la squadra abbia le potenzialità per fare questo. E non siamo riusciti chiaramente a ottenere quello che volevamo. Sicuramente è una sconfitta un po' così, però d'altra parte in Europa League tutte le squadre sono di un certo livello, le partite sono difficili, per fortuna ora ci sono altre due partite che chiaramente diventano decisive. Che percentuale dai anche alla sfortuna, insomma qualcosa non è sicuramente girato dalla parte vostra, la traversa, il rigore sbagliato eccetera, e che percentuale dai invece alle mancanze dell'Udinese oggi? Ma penso che sia stata una partita sicuramente difficile, perché comunque sia penso che loro nelle due partite in cui l'abbiamo affrontata hanno dimostrato di essere una buona squadra. Poi chiaramente sì, come hai detto te, magari la traversa, qualche occasione sbagliate, hanno pesato, però sai, il calcio ci sta. Dobbiamo guardare avanti e la domenica c'è un'altra partita del campionato, poi quando ci sarà l'Europa League dovremo concentrarci su quelle determinate partite e cercare di fare del nostro meglio. Il tuo ingresso è stato positivo per la velocità, comunque la velocità che hai dato, con anche dimostrazione della prestazione, però l'uscita poi di Williams, cioè il cambio per come è stato effettuato, ha un po' squilibrato la squadra, sei d'accordo? Cioè avete subito da lì in poi per vie centrali abbastanza. Ma sai, questo lo dovete chiedere non a me. Però vi siete trovati un po' in difficoltà, effettivamente loro sono usciti poi di più di quello che vi aspettavate. Chiaramente no? era più una squadra, la squadra aveva più un assetto offensivo, penso che sia stato anche voluto. Sì, perché si voleva assolutamente arrivare alla vittoria. Il tuo gol è una risposta un po' cioè sei un po' deluso di non avere tanto spazio fino adesso. No, non è che sono deluso, chiaramente come ho già detto è normale che io voglia giocare, perché penso che un calciatore viva per giocare, no? Quindi è chiaro che io voglio giocare.
poi ci sono delle scelte da accettare e vanno accettate. Ti aspettavi di essere in campo oggi dall'inizio? Non ce lo dirai mai, ma un po' al tuo? Cosa mi aspettavo rimane in campo. Senti, ma le possibilità adesso sono minime di riuscire a passare il turno perché sono due partite proibitive. Voi però ci credete ancora? Sono due partite proibitive, sono due partite difficili. Cioè nel calcio ci può succedere di tutto. Cioè, tu dici abbiamo vinto a Liverpool. Ieri perché non Barcellona ha perso. Ecco. Quindi ci può stare tutto. L'importante è crederci. Bravo. Senti, Poi tu ma- sei stato il primo a venire a parlare dopo Madrid, hai avuto fortuna me la sei passato il turno, quindi pensiamola così. Speriamo sia a livello di spirito. A livello di spogliatoio, io ho notato il primo tempo eravate anche in 10 nella vostra metacampo, secondo tempo, anche grazie al tuo ingresso, c'è stato in effetti molto più gioco offensivo, poi al di là degli errori, dei singoli, i gol presi. Questo significa qualcosa? Voi come squadra vi sentite più offensiva di quella che all'inizio viene messa in campo? Perché poi immancabilmente prendete un gol. Ma, sai, questa è una domanda difficile. Io penso che a seconda poi degli interpreti chiaramente un modulo diventa un po' più difensivo, un po' più offensivo. A seconda di cosa il mister vuole. Grazie Diego. Va bene? Per vincere e avete vinto, 3 gol all'andata sì, e 3 gol anche oggi. Sì, abbiamo giocato una bella gara, secondo me, anche alla fine c'è stato un po' di fortuna, ma questo è calcio. Ma l'Udinese come l'hai vista? Perché insomma ci si aspettava un po' di più da questa squadra, soprattutto giocando in casa. Sì, quello che Sì, ho visto tante palle lunghe, quello prima non c'era nell'Udinese. Adesso c'hanno il gioco così e sì. E diventa più facile per voi anche, no? Insomma, sai, Rani sì, è bella come palle alte, si tiene bella palla, ma è difficile. Ma a noi piace più giocare la palla e si riuscite bene. Voi adesso ci credete davvero alla qualificazione? Noi ci abbiamo niente da perdere, è un gruppo che come ha detto il mister è da Champions, c'è Anci, c'è Liverpool, c'è Udinese e noi siamo come la piccola Svizzera, noi ci abbiamo niente da perdere e crediamo fino alla fine. Vi siete sentiti un po' sottovalutati in questo girone? Come sottovalutati? L'Udinese ha giocato in casa nostra, abbiamo dimostrato che è una squadra tosta, ma penso oggi non era... Cioè avete avuto l'impressione che appunto si aspettassero che non foste così, non riusciste a fare queste due partite? Per noi era difficile, noi volevamo fare un buon risultato, anche il pareggio per noi era stato benissimo. Ma noi abbiamo, come detto prima, vinto fino alla fine e siamo riusciti, siamo contenti degli stessi. Ma tu hai detto che hai visto l'Udinese più tosta in casa vostra che qua? No. Cioè, no, contrario. Sì, Voi? contrario. Ok. Ma cosa manca all'Udinese che non riesce? Cioè, è una squadra che ha individualità, ha qualità, però alla fine il risultato non arriva, almeno in Europa League è andata così, in queste due partite. Sì, ma anche noi in campionato non c'è neanche tanta qualità, ma in campionato non va tanto bene. Abbiamo cominciato male, siamo in classifica non bene, la nostra squadra, ma cosa manca è difficile, da dire. Ci vuole poco il calcio, cambia così. Qualche rimpianto di non essere ancora qua? Cioè, tu adesso, anche vedendoti giocare, non stoneresti in questo Udinese? Certo, sì, mi piacerebbe giocare qua sicuramente, ma alla fine è andato così e mi piace anche giocare in casa come gioco adesso, ma nella vita c'è le scelte che devi fare e non devi piangere. Certo. Senti, ti voglio dire, ma questa Udinese, te l'avevo già chiesto prima, te l'aspettavi più forte? Cioè, oggi che partita vi aspettavate? Forse era poco aggressiva rispetto a... Sapevamo che vogliono vincere per forza, sono alti, sono aggressivi. Però l'atteggiamento non era, cioè almeno inizialmente non è sembrata un'Udinese molto aggressiva, no? Cioè l'atteggiamento della squadra in campo. Non hanno usato velocità. Erano più aggressivi qua che a casa. Sì, vabbè. Dovevano, però forse vi aspettavate qualcosa di più da loro. No, secondo me abbiamo giocato una buona gara, abbiamo aspettato anche un po' dietro alla fine per
fare i contropiedi e abbiamo sbagliato anche tante occasioni e alla fine diventa difficile.